Ciao a tutti e bentornati nel canale. Oggi vi porterò alla scoperta di un affascinante paese situato lungo la splendida riviera del Brenta, tra Padova e Venezia. Sto parlando di Dolo, una pittoresca località famosa per la sua storia sui mulini e le sue osterie di posta, che un tempo erano il cuore dell'economia locale. Oggi Dolo offre ai visitatori un'esperienza unica, combinando la bellezza del paesaggio con la ricchezza della sua cultura e delle sue tradizioni. Ho notato però che molte persone che guardano i miei video non sono ancora iscritte al canale. Per te non cambia niente, ma per me è davvero importante ricevere la tua iscrizione per crescere qui su YouTube. Hai già sentito parlare di questo posto? Lasciami un commento qui sotto. Il paese di Dolo viene attraversato da un importante percorso ciclabile lungo il fiume Brenta che collega Padova a Venezia. Questo itinerario offre ai turisti l'opportunità di ammirare le splendide ville venete che si affacciano sul fiume, immergendosi così nella natura e nella storia di questa regione unica. Durante la mia visita a Dolo ho deciso di esplorare il paese attraverso una passeggiata rilassante e immersiva. Ho iniziato il mio percorso dal Duomo di San Rocco, la cui torre campanaria risalente al 1792 è una delle più alte del Veneto, seconda solo a quella di San Marco a Venezia, dalla quale prende ispirazione. Ho proseguito la mia camminata nel centro storico di Dolo, dove ho potuto apprezzare l'autentica atmosfera e il fascino delle stradine lastricate e degli edifici storici. Ho scoperto una varietà di negozi, caffè e ristoranti che offrono prodotti locali e piatti tipici veneti. Ho potuto ammirare anche i mulini, luoghi storici che mi hanno permesso di immergermi nella storia locale e di comprendere l'importanza che essi rivestivano per l'economia del paese. E non posso dimenticare di menzionare lo Squero di Dolo, un'antica struttura utilizzata un tempo per la costruzione e la riparazione di imbarcazioni. È uno dei pochi esempi rimasti di questo tipo di struttura e rappresenta un importante patrimonio culturale e storico della regione. In sintesi, posso affermare che Dolo è una destinazione ideale per chi desidera scoprire il fascino della riviera del Brenta e immergersi nella storia e nella cultura del Veneto. Vi ringrazio per aver visto questo video. Se hai trovato utile, lascia un like e non dimenticare di commentare se hai già visitato Dolo e cosa ne pensi. Ti aspetto al prossimo video e ti invito a iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti. A presto!